Eccoci insieme cari telespettatori, dicevo lavoratori perché il tema riguarda tantissimo il mondo del lavoro e grazie anche di essere qui ai nostri ospiti, quindi ringraziamo Confcommercio Veneto e ve li presento subito. Ben arrivato il dottor Luca Bertuole, responsabile area lavoro e relazioni sindacali Confcommercio Veneto, grazie di essere qui con noi, e ben arrivato anche il dottor Filippo Melato che è responsabile invece Centro per l'Impiego di Venezia, di Veneto Lavoro, grazie. Allora, parliamo di una situazione che ormai in qualche modo si è consolidata, io direi quasi incancrenita, però è un dato di fatto che a fronte di una minor natalità, quindi una denatalità progressiva, di un minor numero di giovani presenti sul territorio, di fughe di cervelli all'estero, di una serie di situazioni che si sono verificate, mancano tantissime figure professionali. Chi ne risente in modo particolare, poi periodicamente o meno, sono i settori del commercio, dei servizi, del turismo e annessi e connessi, e quindi come sopperire a questa cronica carenza di personale, che poi deve essere personale preparato, qualificato, deve essere in grado di assolvere ai compiti, alle sfide che si presentano con il mercato del lavoro davanti a una clientela che è sempre molto esigente, giustamente. Allora nasce un'idea da parte di Confcommercio Veneto in collaborazione con la Regione del Veneto e quindi la Longamanus Veneto Lavoro di fare una specie di attrattiva per l'assunzione di lavoratori stranieri formandoli adeguatamente. È un bacino molto interessante, ci sono delle opportunità pro e contro, vediamoli insieme con i nostri esperti. Allora, la premessa di tutto questo forse deve farla Confcommercio Veneto e allora la parola. Sì, beh, intanto buongiorno ai telespettatori. La premessa verte su tre fattori soprattutto. Il primo fattore non ha come fondamento la denatalità dal nostro punto di vista, ma un fattore proprio straordinario che è avvenuto subito dopo il 2019, che è la pandemia da Covid, che ha chiuso praticamente tutto il settore della ristorazione e del turismo e una parte del settore della distribuzione. Questo fattore lo ha chiuso per molto tempo, questo fattore ha fatto sì che una parte del personale che era in cassa integrazione, che era in difficoltà quindi e non si sapeva nemmeno che tipo di sbocco ci potesse essere, fosse attratta necessariamente da altri settori e quindi sia passata in quel momento in altri settori. Non a caso in quel preciso periodo, tra la metà della pandemia e la fine della pandemia, abbiamo assistito, e magari Veneto Lavoro lo può confermare molto meglio di me, a un numero molto importante di dimissioni che però duravano come spazio una settimana, 15 giorni, quindi c'era un immediato reimpiego. Questo ci dice appunto che molti lavoratori cambiavano il settore, non perdevano il lavoro ma cambiavano il settore. Dobbiamo anche considerare che in quel periodo là c'era un blocco dei licenziamenti, quindi c'era un blocco del mercato del lavoro e quindi la dimissione era l'unico modo per cambiare la propria posizione lavorativa e il proprio settore. Ecco, in quel momento lì il settore del turismo necessariamente e una parte del commercio ha visto transitare ad altri settori una parte dell'occupazione che aveva. Il secondo aspetto è invece legato alla natalità, come è stato giustamente detto da lei, e quindi ci siamo trovati immediatamente dopo il Covid l'onda lunga di pandemia con una situazione complicata, perché mancavano proprio le persone, non è che i lavoratori andassero da una parte all'altra, ma mancavano concretamente delle classi di età. E per esempio c'è uno studio del 2022 che ce lo conferma, uscito a gennaio del 2022, che dà appunto per il nord e una parte del centro, uno studio dell'Istituto Cattaneo, un saldo negativo tra coloro che usciranno per pensione dal lavoro e coloro che entreranno nei prossimi 7 anni, 8, di 1.200.000 lavoratori, 1,5 milioni di lavoratori. Sono cifre molto importanti che vanno a impattare su tutti i settori. La terza questione, che riguarda invece propriamente i nostri settori, è anche un fattore di attrattività sul lavoro dato dalle modalità organizzative del lavoro, quindi dagli orari
e soprattutto da un lavoro che si concentra anche nel fine settimana, e quindi è un lavoro più difficile sotto certi aspetti nell'organizzazione, nella conciliazione anche della vita e del lavoro stesso. Allora, un punto in modo particolare dell'attrattività del modello lavorativo che è andato bene fino a poco tempo fa è un problema trasversale, non solo del settore di Confcommercio, che quindi ribadiamo, turismo, negozi, servizi eccetera, riguarda, poi me lo potrà anche confermare Veneto Lavoro, e con i dati è uscita oggi la bussola del lavoro che quindi dice quello che è il trend anche delle assunzioni, dimissioni eccetera, però comunque riguarda tutte le categorie, dagli artigiani alle grandi aziende, e su quello bisogna comunque lavorare. Per lavorare su quello è un problema anche di lavoro, passaggio culturale importante, perché deve essere acquisita una consapevolezza da parte del datore di lavoro, dell'azienda, insomma non è un lavoro immediato, ma i lavoratori servono subito sostanzialmente, perché si apre ad esempio la stagione turistica, servono immediatamente. Quindi per risolvere quanto prima, voi che cosa avete pensato? Noi abbiamo pensato innanzitutto, questo fenomeno qua, ripeto, è un fenomeno nuovo, relativamente nuovo, ma nella dimensione è nuovo, nel senso che è capitato lo scorso anno, è un anno e mezzo che si fa molta fatica a trovare lavoratori, e quindi si è aperta necessariamente la frontiera del lavoro straniero. Lo scorso anno e anche l'anno precedente le associazioni di categoria hanno chiesto un ampliamento importante dei flussi, del numero di lavoratori che possono arrivare con i flussi, col decreto flussi, hanno quasi chiesto una triplicazione rispetto ai numeri che erano stati preventivati dal governo, per dire quanto importante sia questa questione. Quello che abbiamo provato a fare noi, che è un inizio di percorso, è la formazione del personale che deve gestire appunto i lavoratori, soprattutto i lavoratori stranieri, la cui materia è estremamente complessa, e proprio per questo teniamo conto che Confcommercio, come gli artigiani, come altre categorie che vivono sulla piccola e media impresa e a volte anche sulla microimpresa, sono anche il punto di riferimento di queste imprese, sono il primo punto di riferimento. Quindi chi li assiste, gli uffici paghi, i consulenti, chi appunto fa il lavoro di contrattualistica, deve dare una risposta anche in termini, anche su una situazione nuova come questa. Noi abbiamo pensato di creare un momento di formazione non tanto adesso per i lavoratori stranieri, quanto per i lavoratori che lavorano all'interno delle nostre associazioni e che hanno bisogno di istruzioni per gestire questo fenomeno. E quindi abbiamo chiesto la collaborazione, abbiamo appunto ottenuto la collaborazione di Veneto Lavoro proprio per creare un momento di informazione, che poi sarà informazione anche degli imprenditori, non solo dei nostri colleghi, per dare risposte concrete, e da lì avviare poi percorsi successivi, magari di cui parleremo dopo. Sì, adesso infatti quindi a questo problema ci può essere una soluzione, no? Quindi potrebbe essere una via. Allora, chiedo a lei adesso, centri per l'impiego. No, prima di farle la domanda, spieghiamo un attimo come funziona il sistema centri per l'impiego, perché visto che stiamo facendo informazioni, diamo anche delle corrette informazioni. Certo, grazie dell'opportunità. Allora, la Regione Veneto è dotata di 40 centri per l'impiego dislocati su tutto il territorio. Ciascuno di questi ha una competenza appunto territoriale, l'accesso è libero per le persone e per le aziende, e poi noi ci occupiamo anche di alcune casistiche particolari. Nel momento in cui le persone ad esempio fanno una domanda dell'ammortizzatore sociale, oggi si chiama NASPI, ma per capirci la domanda di disoccupazione, vengono poi contattati e convocati presso i centri per l'impiego, e se una volta, fino a qualche anno fa, si faceva l'iscrizione, l'inserimento in banca dati, dall'ultimo anno e mezzo le persone si trovano di fronte anche a delle opportunità formative e di riqualificazione, e questa è una novità nei centri per l'impiego. No, questo lo ribadiamolo bene, la persona che resta senza posto di lavoro deve fare domanda della NASPI, la fa dove? Ai centri per l'impiego, al sindacato oppure? La fa tramite i vari patronati, o la fa con il sistema online dell'INPS. Da quella domanda
nasce un input di servizio nostro tramite i sistemi informatici e noi andiamo a convocare le persone. Voi chiamate il lavoratore, quindi non è il lavoratore che deve prendersi anche la briga di... Può muoversi lui o arriviamo noi comunque. E a quel punto scattano delle opportunità che fino a poco tempo fa non c'erano. Esattamente, si sente nominare questo acronimo GOL, Garanzia Occupabilità Lavoratori. Sostanzialmente è un importante finanziamento comunitario che transita tramite la Regione del Veneto e va ad erogare in modo diversificato, poi magari lo posso spiegare meglio, degli interventi che possono essere di breve, media o lunga durata, interventi formativi su che ne so, competenze informatiche o anche competenze professionalizzanti, come pure può essere aggiunto un periodo di tirocinio, di esperienza in azienda a seconda del bisogno che ha la persona. Questo bisogno viene rilevato nella cosiddetta profilazione che facciamo presso l'ufficio durante il colloquio iniziale con la persona e le successive proposte che l'operatore di sportello va a fare appunto all'utente. Perfetto, quindi questo GOL fa parte di un progetto che nasce dall'Europa, va direttamente a lavorare con voi centri per l'impiego, sì. Voi portate a vantaggio del lavoratore con dei programmi di riqualificazione professionale per rimettersi o restare nel mercato del lavoro con quelle competenze, quelle skill che il mercato del lavoro richiede sostanzialmente. Certo. Perfetto, e fino a qua ci siamo, quindi siete un catalizzatore di figure professionali. Però non sempre c'è un match, un confronto domanda e offerta da parte delle aziende o da parte dei lavoratori, quindi bisognerebbe che tutti avessero questa consapevolezza che avete che date una possibilità in più di ricollocamento. Sì, diciamo che è una competenza tradizionale quella del centro per l'impiego di favorire l'incontro tra domanda e offerta e il mercato ovviamente ha delle sue regole, delle sue modalità, delle sue usanze a seconda dei territori, però il centro per l'impiego ha sempre gestito in passato, gestisce anche ora delle richieste di personale. Il problema è, come veniva fuori anche nella parte appunto iniziale del programma, che a volte c'è questo mismatch, ci sono delle persone che non sono già pronte per il lavoro, anche su mansioni abbastanza semplici, penso ad alcune figure nell'ambito del turismo, ma i camerieri ai piani o altre cose che non necessitano di un percorso molto lungo per essere pronti e avere le competenze. Ecco che in questo caso, oltre a fare l'attività di matching con chi è già pronto per il lavoro, cerchiamo di portare le persone che hanno un desiderio, una vocazione per quel tipo di professione, di portarle attraverso un percorso formativo ad un inserimento successivo. Questo diciamo è un po' la novità di questi mesi, di questo anno e mezzo, che gravita attraverso il centro per l'impiego e non dimentichiamo che con noi ci sono la maggior parte delle agenzie per il lavoro, degli enti di formazione che fanno tutti parte della partita del sistema regionale dei servizi per il lavoro. Ci siamo noi servizi pubblici, ci sono questi servizi del privato accreditato e con il finanziamento comunitario regionale attiviamo le politiche e le misure. Perfetto. Tutto ciò premesso, quindi avete capito i presupposti che sono molto importanti, nasce una progettualità condivisa che è rivolta principalmente a trovare queste figure professionali straniere dove ci sono delle esigenze da colmare di conoscenza, culturali, linguistiche, di competenze, insomma ci sono diversi gap legati magari a un modo di vita anche diverso, in ambiti diversi, dove però il mercato spinge per averli, insomma. Parliamo di questo anche con la vostra collaborazione, quindi potete come sempre mandarci i vostri WhatsApp, i vostri messaggi, però canale 19, pubblicità e poi ci rivediamo insieme.